Un cadavere recuperato e 56 finora i sopravvissuti, tra i quali una donna incinta, ma non si conosce ancora il numero dei dispersi, che potrebbero essere una quarantina, forse di più. E questo è il bilancio provvisorio dell'ultima tragedia del mare nel canale di Sicilia, il naufragio di un barcone carico di migranti avvenuto tra ieri sera e la scorsa notte a circa 10 miglia al largo di Lampedusa, nei pressi dell'isolotto di Lampione. Secondo i superstiti, sull'imbarcazione vi erano oltre un centinaio di persone, qualcuno parla addirittura di 150. Nell'area stanno operando unità della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, 3 navi militari della NATO, un'italiana, una turca, una tedesca e mezzi aerei. Chiesto anche l'intervento di alcune imbarcazioni da diporto, private e sommozzatori. Nessuna traccia finora del barcone, che potrebbe essere affondato rapidamente. La maggior parte dei naufraghi era riuscita a raggiungere a nuoto l'isolotto di Lampione, dove i migranti sono stati recuperati dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. 2 sono stati raccolti in mare dalla nave militare tedesca della NATO. Il bilancio al momento è di 56 persone che sono state tratte in salvo, stanno tutte bene. Ho avuto notizie pochi istanti fa da Lampedusa, un pochino infreddoliti, c'era anche una donna incinta ma sta bene, nessuna ospedalizzazione, e invece poi è stato trovato un cadavere. Le operazioni di ricerca proseguono, coordinate dalla Guardia Costiera e con tutti i mezzi in campo, oltre ai nostri, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e le unità navali inquadrate nel dispositivo NATO, quindi la Marina Militare Italiana, una nave della Marina Militare Turca e una della Marina Militare Tedesca. Il barcone non si trova No, del barcone non c'è traccia del barcone, non abbiamo trovato nulla, le persone erano tutte in acqua, si è aggrappate agli scogli, addirittura qualcuno è stato vericellato con gli elicotteri della Guardia Costiera. La segnalazione che ci è arrivata dai migranti, la segnalazione telefonica, parlava di un centinaio di persone, ma questi dati devono essere presi un pochino con cautela, questi numeri, perché, come ho detto già in altre interviste, in precedenti esperienze di soccorso abbiamo visto che dati poi non si sono rivelati corretti, per cui vediamo, continuiamo a cercare e non ci fermiamo.